Confagricoltura Veneto, in collaborazione con Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, hanno organizzato un importante convegno dal titolo Le nuove vie del miglioramento genetico, dialogo con il mondo scientifico sul futuro e sul valore della ricerca genetica applicata all'agricoltura. Un incontro che ha visto la partecipazione di noti esponenti genetisti italiani, con l'obiettivo di indagare le nuove prospettive che la ricerca può offrire per la competitività delle imprese agricole venete. Noi siamo per la libertà di impresa, quindi nel momento in cui le autorità europee e l'EFSA in particolare, che è l'ente preposto per valutare la sicurezza dei nuovi organismi geneticamente modificati, ci dicono che non sono pericolosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo, riteniamo che le imprese devono essere libere di scegliere la loro strategia commerciale, quindi di coltivare quello che vogliono, dal momento in poi che la coesistenza è possibile, quindi con alcune norme è possibile coltivare nello stesso ambiente OGM e non OGM, evitando l'impollinazione incrociata. Manca informazione, se guardiamo i sondaggi è vero che la maggior parte si dichiarano non favorevoli agli OGM, però ancora un dato che non viene citato è che una parte ancora maggiore si dichiara non sufficientemente informata, quindi in assenza di informazione la gente si dichiara contraria. Noi abbiamo l'EFSA che in Europa valuta la sicurezza degli OGM, non abbiamo un ente che comunichi poi in maniera abbastanza pervasiva i risultati e i vantaggi che si potrebbero cogliere con gli OGM. Vantaggi che sono sia di ordine economico per le imprese agricole, ma anche di ordine ambientale e anche di ordine di salute del consumatore e del benessere degli animali. Le aziende agricole italiane da diversi anni stanno vivendo una condizione di arretratezza sul piano dell'innovazione genetica. Non possono utilizzare le specie vegetali con le migliori performance produttive in quanto OGM. Dunque si richiede che la ricerca ritorni ad essere utile per il mondo produttivo, andando oltre il muro degli OGM e analizzando quello che l'evoluzione della genetica può offrire. Quali pericoli per la salute umana qualora potessero essere introdotte queste nuove produzioni? Nessun pericolo, perché quello che è vietato in Italia è coltivarli, ma da 20 anni importiamo la stragrande maggioranza dei mangimi che utilizziamo per allevare vacche e maiali, anche delle produzioni di alta gamma, le produzioni di alta qualità. Quindi la base della mangimistica in Italia e in Europa è fatta con OGM da quasi 20 anni senza nessun problema. Quindi il problema qual è? Il problema è proprio questo, che gli agricoltori italiani non possono fornire materie prime alla mangimistica e quindi alla trasformazione di latte, carne, yogurt, formaggio e quant'altro prodotti in Italia. Così noi dobbiamo importare 2,4 miliardi di euro di mangimi tutti gli anni per riuscire ad esportare più o meno lo stesso importo di parmigiano reggiano, grana padano, prosciutto di Parma. Quindi tutti i nostri prodotti DOP e GP valgono quanto i mangimi che dobbiamo importare. Un deficit sull'innovazione genetica che incide in modo significativo sulla capacità competitiva e sulla tenuta economica delle imprese agricole. I genetisti hanno acquisito conoscenze per poter in maniera raffinata modificare il genoma e i geni delle piante. Problemi per la salute? Non c'è articolo scientifico che dimostri nulla di questo tipo. O è troppo presto? Sono ormai 30 anni che vengono prodotte piante geneticamente modificate e, come dicevo, ormai le tecniche sono estremamente raffinate, è possibile modificare, correggere i genomi in maniera estremamente mirata. Quindi un po' di arretratezza culturale. La complessità dell'argomento fa sì che anche gli addetti ai lavori siano costretti a studiare e a impegnarsi molto per star dietro all'avanzamento delle conoscenze.